Case aperte nel fine settimana a Valvasone e ad Arzene, un originale kermesse immobiliare proprio in un momento difficile, davvero drammatico per l'edilizia, durante la quale i proprietari avranno la possibilità di far visitare i loro edifici a dei potenziali compratori o affittuari, come ci spiega in questo prossimo servizio Tino Zava. Uno slogan semplice ma efficace: se riparte il mattone, riparte l'Italia. La crisi, di cui ancora non si intravede l'uscita, ha messo a terra anche il comparto immobiliare, sia i professionisti sia i privati in grave difficoltà davanti alla prospettiva di acquistare o vendere o semplicemente affittare un bene primario come la casa. Valvasone, nell'intento di dare un pizzico di ossigeno al settore, ha pensato di azzerare la tassa di occupazione del suolo pubblico per i cantieri e lancia ora un progetto sperimentale sostenuto da risorse regionali che coinvolgerà anche Arzene, data l'imminente fusione dei due comuni. Mobilitate anche Confcommercio e le associazioni del territorio, dove nel fine settimana andrà in scena una sorta di kermesse del mercato immobiliare. In soldoni i proprietari di edifici sfitti o in vendita avranno la possibilità di farli visitare a quanti stanno cercando un'abitazione o un negozio. Si inizia venerdì pomeriggio al Castello di Valvasone con la presentazione del borsino della Federazione Mediatori e Agenti d'Affari, accompagnato dallo scontato appello al governo affinché sostenga il settore. Misure che portino ad incentivare gli acquisti, non a disincentivare, quindi sia da un lato fiscali chiaramente, che di sostegno proprio nei confronti soprattutto dell'utente primario, quindi di chi acquista la prima casa. Affondare l'edilizia vuol dire affondare gran parte dell'economia italiana. Sabato e domenica i proprietari di case e negozi avranno la possibilità di aprire al pubblico. Da contorno in castello esposizioni di artigianato e antiquariato, oltre a una vetrina sull'enogastronomia.